A Akragas si riparte, al via ufficialmente la stagione agonistica 2017-2018. A guidare il primo allenamento sul campo di Fontanelle ancora il tecnico Raffaele Di Napoli, sulla cui riconferma andrà posto il sigillo dopo il possibile closing societario con il passaggio di consegne del pacchetto di maggioranza detenuto attualmente da Marcello Giavarini ai nuovi investitori. Tra i giocatori presenti in ritiro, riconfermati Longo, Russo, Carrotta e Levesque, con quest'ultimo richiesto da molti club di A e B dopo l'ottimo finale della scorsa stagione. L'organico è ancora in cantiere, si attendono sviluppi nelle trattative già avviate per l'ingresso di forze fresche in società. L'organico al momento presenta per lo più giovani primavera, sicuramente di buone prospettive, come Rotolo, Minacori, Caternicchia, Petrucci, Amella e Sicurella. Intanto si registrano i primi movimenti. Dopo Pasquale Pane si chiama Alessandro Vono. La porta bianco-azzurra perde un leader ma ne ritrova un altro. Vono, già giocatore dell'Akragas, sceglie di tornare ad Agrigento. La sua stagione con il Livorno non è andata del tutto bene, per questo l'estremo difensore piemontese torna nella città dei templi. Vono ha difeso i pali durante la prima stagione in Lega Pro, il sano dualismo con Mauro Antoni e poi il posto fisso regalatogli da Pino Rigoli. Di ritorno anche Bruno Vicente. Il brasiliano, dopo una stagione con il Melfi, sarebbe pronto ad indossare la maglia del gigante. E intanto la società biancoazzurra annuncia di aver conferito a titolo gratuito a Gianluca Arnuzzo l'incarico di collaboratore dell'area tecnica per la nuova stagione.